stai facendo, Ciccino? Io, Ciccina, guardo il mare. No, con le mani. No, io con le mani, Ciccina, non lo guardo il mare. Lo so, lo vedo che non lo guardi con le mani, Ciccino. Vuoi stare fermo, Ciccino? Ma perché devo stare fermo? Bacino leggero, leggero. Leggero? Sì, leggero. No, con le mani, no, così, Ciccino, giuro. No, Ciccino, fermati, Proprio adesso, Ciccina. Sì, proprio adesso, guarda là. Io so che cosa vorresti farmi fare, Perché? Sì, Bella! non è possibile. Mamma mia! No, Ciccino, tante no. No, come no? Grande, Ciccina mia! Ciccino, io te l'ho detto. Scusa, io prendo i soldi da loro, ti li do a te, no? D'accordo, però. Buono. Come lo fai? Ecco, la farina, il latte, le uova, lo zucchero, la vaniglia. Ci collegheremo con un campo di basket per trasmettere una partita di campionato. Porco Giuda, sono già le 2, devo scappare. Rinfrescatevi la bocca! Rinfrescatevi! Mi gira, poi mi rigira, sono un mondo nero, non mi sembra vero questa settimana. Io con le mani in mano ad aspettare te. Mi volto, poi mi rivolto, sono di un uomo distorto perché non sopporto questa settimana. Io con le mani in mano. Eccoci di nuovo insieme per trascorrere una piacevole domenica con... domenica con la mamma, con la moglie, con la fidanzata, con la serva, pardon, collaboratrice familiare. Insomma, con qualcuno. L'importante è non essere soli. E cominciamo con la nostra Valletta, che ci leggerà gli appuntamenti di questa domenica con... Grazie Corrado. E proseguiamo subito con i nostri programmi che oggi sono particolarmente interessanti. Lo sport. Alle 15 trasmetteremo, come di consueto, una partita di calcio dell'odierna giornata di campionato. Sanna! Nel frattempo vi informiamo su una variazione dei programmi di questa sera Pucci. che ci viene È pronta la torta? Un momento, mammina, Susanna! Qui. Per lo sciopero di sabato verrà estratto... E voilà! Ecco la tortina Pardon, un per la mia elefante mammina! di porcellana E portatore. adesso una bella fettona Continuiamo con i programmi per la di domenica. Dal mammona! Teatro 6 degli studi Ecco di Roma, qua, la trasmissione ecco di la Domenica con forchettina. continua con una breve... Ancora Domenica con, ma non cambiano mai! Il programma non era Che previsto, ma... Per forza, tutte le domeniche lo stesso... Ti ricordi com'erano diverse le nostre domeniche, Pisellino? Erano veramente domeniche con. Ma ora... sì, una volta!
caro, l'ingegnere è ritornato. Chi? L'ingegnere del quarto piano. Ricorderai, vero, che era andato a lavorare in Africa? Ah, sì. Me l'ha detto il... Guarda che meraviglia. Ehi, ma non vorrai mica mettere in mostra anche quel coso lì? Paola Paolo Nolenti che vi informerà sulle novità della domenica sportiva. Paolo, a te. Buonasera. Giornata sportiva densa di avvenimenti. Cominciamo con il calcio. Eccovi le immagini delle azioni da cui sono scaturiti alcuni fra i più bei gol di questa entusiasmante giornata di campionato. Il Lecce ha aperto la segnatura al 13° minuto del primo tempo, quando la mezzala Pecchioni... Te lo faccio un caffè? Ah, buona idea. Senti, io poi avrei un'altra idea. Ancora? Te la fai passare? Ma che hai capito? Pensavo di uscire. No, per carità, stiamo tanto bene qui. Vabbè. Allora accendo la televisione, Sì. D'accordo. Come sono i programmi in Italia? Divertenti? Cose Ecco da che il pazzi. pallone di Pucci che batterà la massima Cose da posizione. pazzi. Quirino Filippucci, come molti di voi avranno già intuito dal cognome, Principessa. è parente da parte Principessa di del Pisello. Fernando Longaroni, che fu E campione dire del che mondo. l'ingegnere sembrava così per bene. Porco! Prego? Oh, mi scusi, non stavo dicendo a lei. Parlo col 113. Venite subito, a via dei Francescani 42. Subito, subito. Qui ci sono due che stanno facendo l'amore in modo sconvolgente. Per la strada? No, in casa. E beh, Ma fanno l'amore proprio dentro il televisore. che staranno stretti. Perché non provano nel frigo? No, lei non capisce niente. Ambriagona! Stai bene, Pucci? Non lo so. La ripresa e la palla viene rimessa al centro. L'arbitro sta per iniziare la ripresa. Susanna. Gualtieri, ma non vedi cosa fanno quei due davanti a queste anime innocenti? Sta vicino al centro attacco. La testa del Gasparelli, ma tutto il Gasparelli sepolto sotto di essa in seguito alla mischia di poco fa. Attenzione, invasione del campo. Rotte le transenne, una ventina di forsennati, tra cui notiamo stanno correndo verso l'arbitro, forse per avere un autografo. No, quelle che sentite sono le grida dell'arbitro, che ha già un occhio blu, che risulterà purtroppo... Tu poi sei peggio di quei due. Wow, neanche la conosco. Mi ascolti, la prego. Adesso le spiego tutto. Commissario, è qua su al quarto piano. Ma dov'è? Dall'ingegnere? Cerchiamo di prendere il soffatto. Ne è proprio sicuro. Ma sì, signor commissario. Non c'è alcun dubbio, lo vede anche lei. E il nastro è completamente vergine. Il registratore non è mai stato usato. Zitto. Signori, vi dobbiamo chiedere scusa. Sapete, qualche volta può succedere. Commissario, gliel'avevo detto. È un regalo di Natale. L'avevo appena tolto dalla cassa, quindi... Commissario, signori, arrivederci. Bene, la signora può tornare a casa. Li ho visti Signora, si io, accomodi, ve lo prego. giuro, li ho visti io. Per cortesia, signora, basta. Ragazzi, Erano portatela venuti, via. Su, e poi signora, mi andiamo, se no il chiamano. commissario si arrabbia. Devo dire, un appartamentino simpatico, bei quadri, originali. E questo cos'è? Ah, quello è... Zitto. È il protettore della casa. Sì, è una specie di amico. È una divinità africana. Buongiorno. Posso sedere, non è mica occupato.
Cos'è, triste? Mi farebbe accendere. Non fumo. Ah, non fu. Bella giornata, però. Ha dei problemi? Sono affari miei. Ma lei non ha dei problemi suoi? Oh, io no. Oh, sì, uno piccolo piccolo. Se vuole glielo racconto. Senta, mi lasci perdere. Lo gradisce un cono? Io l'ammazzo. Quant'è vero Dio l'ammazzo. Oh, ma dico, siamo... Ma non ho capito, il suo problema di donne. Le donne stanno sempre sotto. Sì, infatti. Si tratta proprio di una donna. Perché lei se ne intende di donne? Io? Ma vuol scherzare? Guardi che col mestiere che faccio, io ho delle donne. Opla! So tutto io. Lei in cambio sa l'ora? Mi dispiace, non ho l'orologio. Ma se lo faccia un orologio, cosa aspetta? Adesso purtroppo devo lasciarla, ho un appuntamento importantissimo. Peccato, sa. Stavo volentieri con lei e si ricordi che le donne sono esseri straordinari, tutte belle, brave, fedeli, oneste, affettuose e morbide. In gamba, eh? Stia attento che è matto, sa. Certo, qualche volta sono anche un po' puttane. Ma cosa vuol farci? Nessuno è perfetto. Ciao! Arrivederci! Allora, tutto chiaro? Abbastanza. Comunque ripetiamoci i tempi. La valigetta falsa te la porta Margherita al bar di Modesto. Quando? Alle 15:37 precise. Ma perché Margherita? E perché no? No, dico, scelto proprio lei. Perché è fidata, perché è puntuale. E poi perché è donna. Io mi fido delle donne. Io no. Comunque è tardi per tornare indietro. Hai paura? Certo. La paura è l'altra faccia del coraggio. Senza la paura il coraggio è incoscienza. Filosofia del cazzo. A te la filosofia ti spaventa più delle rivolverate. Certo, è più pericolosa. Che dici? Funzionerà tutto. Quando ci metto le mani io, le cose funzionano sempre. Ecco, ci siamo quasi. Quella lì è la villa. Però, mica se la passa male, eh? E quella lì è la macchina. Accidenti. È proprio un uomo da distruggere. Sì, l'hai detto. E dove viene? Lo studio è al primo piano, abitano di sopra. Fra un po' dovrebbero uscire, li controllo da 5 settimane. Ecco, vedi? Che ti dicevo? La moglie, il bambino. E quel bestione lì chi è? L'autista, il maggiordomo, è tutto. Una specie di gorilla, capito? È gente che ha sempre paura. Ha una bella moglie? Sì, certo, una bella moglie. A stasera, cara. Grazie, amore. Ciao. Buon pomeriggio. Mi raccomando, Virgilio, vai piano. Bellezza, ricchezza, eleganza, quanto li odio. Sì, soprattutto perché ce l'hanno loro e noi no. E non è giusto. Ah, Paolo, ancora una cosa, e non dimenticarlo mai. Dilla. Comunque vada a finire, quello che conta di più al mondo è l'amicizia. Buongiorno, signora. Ciao. Luisa? C'è Paolo? Sì, sono pronta. Già qui. Vuoi un caffè? No, grazie, signora, sono già tanto nervoso. Allora va di sopra. Grazie. Ciao. Ciao. Ho fatto? Oh, come siamo carine la domenica. Fa vedere? Tutto azzurro! Sì, stupido, c'è mamma. Dai, su, andiamo adesso. L'avvocato ama l'azzurro, eh? Ah, quanto rompi. Sono 5 settimane che tutte le domeniche dici sempre la stessa cosa. Mica dico per il colore delle mutande, bianche, rosse, gialle, non mi interessa. Ma almeno perché cazzo non ti metti i pantaloni quando vai a lavorare, dico io. E perché se uno vuole i pantaloni non se li leva? Senti, io mi metto le gonne, i pantaloni, quello che mi pare. Tu piuttosto perché non la pianti di rompermi le scatole con questa gelosia del cavolo? Perché sono 5 domeniche di fila che invece di stare con me vai a casa dell'avvocato. Questo non mi sta bene, hai capito? Io mi sono rotto le scatole di te, dello straordinario di questo rompicoglioni dell'avvocato. Insomma, vuoi o non vuoi che ci sposiamo? Per sposarci ci vogliono i soldi, e tanti, e questi sono soldi che ci piovono dal cielo. Sì, dal cielo o da qualche altra parte. Ma guarda che razza di cafone, ferma e fammi scendere. Mi perdoni? Va bene, ti perdono. Senti, andiamo a prendere un caffè, eh? Se ti va. Sai, io sono geloso perché ti voglio bene. Ma che palle. Sai che facciamo? Andiamo al bar di Modesto, ti va? Basta che non mi fai far tardi, però. No, non ti preoccupare, è di strada. Quando lui ti sveglia pensa a me.
Vuoi un gelato? No, meglio un caffè. 2 caffè, Modesto. Arrivo. Speriamo che si spicci. Comunque sta tranquilla, vedrai che facciamo in tempo. Ciao, Modesto. Ciao, Margherita. Hai visto Alessandro? No, non si è visto. Cerchi Alessandro? Oh, ciao. Ciao, Luisa. Sì, perché? Tu lo vedi? Per forza, abitiamo insieme. Che vuoi? Niente, sono dischi che Alessandro mi aveva prestato. Dovevo restituirglieli ieri, ma mi si è rotta la moto. Glieli porto io. Quanti sono? 12. 12 dischi. E che roba è? Ma canzoni. Questo è mio. Questo è mio. Questo è suo. Guarda che quello di Fabrizio D'Andrea salta. Era già rigato. Non sono stata io. Tu lo sai come ha fatto Alessandro. Va bene, Margherita. Glieli do io. Digli che lo chiamo stasera. Ciao. Va bene, ciao. Ecco il caffè. Speciali per te, Paolo. Perfetto, grazie. Luisa, ti voglio proprio bene, sai? Sì, e saresti tanto dolce se non fossi così geloso. Certo, questo è vero. Però voglio dirti una cosa con calma. Senti, se tu mi tradisci, ti giuro che t'ammazzo. Sì, sì, lo so che tu saresti capace di ammazzarmi, ma purtroppo per te non basta che io ti tradisca. Bisogna anche che tu riesca a scoprirlo. Ma perché gli serve questo lavoro proprio la domenica? Boh, chi lo sa? Non lo so proprio. La mattina scrive degli appunti e la sera li vuole in bella copia. E evidentemente li serviranno per il lunedì mattina. Che roba è? Ma io non ci ho mai capito niente. Lui è avvocato di una di quelle grandi società multicose lì, come si dice? Multinazionale. Sì, sì, mi sembra proprio così. Luri di porci. Ho capito, il tuo avvocato è proprio uno di quegli sfruttatori che vanno eliminati. Se si vuole colpire nel cuore il sistema. Ma pianta, è una brava persona invece. Certo, chi dice di no? Tanto più che per sposarci abbiamo bisogno dei suoi soldi. Non fa una grinza. Paolo, non esagerare, avanti, dai. Ma io dico una cosa. Allora perché non fate una domenica tu e una domenica Gianna? Ma perché Gianna non ha bisogno di soldi? Gliel'ho chiesto io di cedermi il suo turno. Già, i poveracci siamo noi. Siamo sempre noi a dover subire. Senti, è l'ultima volta che te lo dico. L'avvocato se ne frega di me. Ha una moglie giovane e bella. E mi ha assunto in ufficio soltanto perché era amico del mio povero papà. Lo so, me l'hai detto. Allora, più tardi. Ciao. Ciao, amore. Ciao. Ciao. Luisa. Luisa. Che c'è? Senti, ti dispiace tenerli tu i dischi? Fai il favore. Forse vado a un cinema a biliardo. Poi se me li rubano Alessandro è capace di farne una tragedia. Va bene, dai. Me li ridai quando ti vengo a prendere, Va ti secca? bene, d'accordo. Allora ci vediamo alle 7, eh? Bene, ciao. Ciao. Sii puntuale. Anche tu, ciao. Ciao. Finalmente, signorina. Siamo in ritardo oggi, eh? Venga, venga avanti. Ma lo sai che quello stronzo del mio fidanzato è pure geloso? Chi? Paolo. Volevo vedere se se n'era andato. Ah, sì, meglio essere prudenti. Uff, ma che strazio. Che divertente. Ciao. Ciao. Un caffè, tu? Un caffè. Ah, belli amici. A me non offrite niente dopo quell'anima di piacere che vi ho fatto. Sei stata bravissima. Allora, Tri. Certo. Bravissimo. E poi io l'ho fatto solo perché mi siete simpatici. Anzi, tu no. Ah. Invece tu sì. Io l'ho fatto per te. Per levarmi il pensiero. Non proprio. Però io lo so come finisce. E perché non lo dici anche a me? No. Dopo. Questi di calcio. 5. E dichiarati. Segna va. Guarda come mi hai messo adesso. Mica è facile, eh? Oh, ma sono le 16:42.
la pensa il tuo ragazzo? Come la pensa? Politicamente? Che idea ha? Ah, boh, non lo so proprio. Ma come? È possibile mai che non abbiate parlato? Ma sì, cose vaghe. No? Ma non gli hai mai sentito dire frasi tipo, non so, abbasso quello, vivo quell'altro? I giovani dicono sempre frasi di questo genere. Ah, sì, ecco. Lui dice sempre che bisogna colpire Sì. al cuore il coso. Cosa? Oddio, com'è Non che te lo si chiama? ricordo. Ma che sistema? Ah, sì, ecco, il sistema, proprio il sistema. Dice sempre che bisogna colpire dritto nel cuore il sistema. Ah, che bisogna colpire dentro al cuore il sistema. Sì. Allora è chiaro. Ma certo, oh Santa Rosalia. Ma noi che c'entriamo, scusa? Ah, non c'è dubbio. È certo che noi non c'entriamo. O magari tu sei la fidanzata, ma io no. Ma per quelli, le povere vittime innocenti come me, meschino, e non contano. Oh Santa Rosalia, aiuto. Oddio, ma che fai? Ma cago sotto, che faccio? Però bisogna guardare, no? Senti il rumorino? È un orologio. Oddio, a che ora l'avranno messo? Aspetta che guardiamo. No, non è una bomba. È solo uno scherzo del tuo ragazzo. Simpatico. Che imbecille. Qui dentro è registrata tutta la nostra storia d'amore. Ma quelli erano dischi, li ho visti io. Dischi, ma fa il piacere, ti ha sostituito la valigetta, non lo capisci? Te l'ha fatta sotto il naso. Oddio, adesso quello va ammazza. Stai calmo. Innanzitutto bisogna stare calmi. Quello non ammazza nessuno. Anzi, adesso ci divertiamo. Boomerang. Avanti, tocca a te. Pensi che se ne accorgeranno? Ma no, e attento. No, che non se ne accorgono. Tira. Sei sicuro? E dai, tira, non ti stare a preoccupare. A me quello che fa paura è lui. Perché lui? Perché è ricco. E i ricchi te lo mettono sempre nel culo. Quando sono intelligenti. Speriamo che lui sia stronzo. Andiamo, ho bisogno di prendere aria. Ma non finiamo la partita. Io quando interrompo mi viene il mal di testa. Che giramento di palle. Buongiorno, sono qui. Oh, benissimo. Questo è il punto. Allora, fino a qui è tutto buono. Adesso, ti sei rimessa le scarpe? Sì. Al mio via vai fino al tavolino e ti metti a scrivere a macchina. Mi raccomando, pesta bene i piedi. Sei pronta? Sì. Aspetta. Ah, vediamo dove mi ha lasciato la roba da battere a macchina. Ah, eccola qua. Ecco. Oh, ci fumiamo una bella sigaretta prima di cominciare a lavorare. Guarda quanta roba mi ha lasciato. Benissimo, brava. Sei proprio un'attrice nata, bravissima. E io sono un ottimo regista. Sono sicuro che ci riusciremo. E quel babbeo, sa picchiando culo. Bene. Ah, ma non basta così, sai. Adesso ci vuole qualche altra cosa, qualcosa di diverso, non so, un particolare che renda tutto più convincente. Ma è convincente. In fondo sono venuta qui per lavorare, per scrivere a macchina. Sì, lo so, però anche lavorando succedono delle cose, dei dettagli. Capisci? Sono proprio le sfumature che rendono più convincenti le bugie, come dire, più veritiere le menzogne. Le menzogne. Che cosa possiamo fare? Ecco, ho trovato! Una telefonata con Gianna. Con È Gianna? chiaro, no? E dove la trovo, Gianna? Ma no, non hai capito. Io vado su a casa e ti chiamo. Tu quando senti due squilli, dopo il secondo squillo rispondi e fai finta di parlare con Gianna, hai capito? Ho capito, faccio finta. Adesso scrivi a macchina, è semplicissimo, sta attenta. Io adesso metto in modo il registratore. Tu scrivi. Va bene. Quando ti chiamo, tu rispondi. Sì. Studio Legale Caimano, buongiorno. Ah, sei tu, Gianna. E come mai hai chiamato? Ah, grazie, sei proprio carina. Sto lavorando, ho un contratto che non finisce più. E tu? Ah, vai al cinema, beata. Senti, me lo potresti fare un piacere? Potresti venire tu domenica prossima? Certo, domenica voglio uscire con Paolo. Sai quanto lo amo e pensa che è geloso. Sì, dell'avvocato. Figurati, roba che neanche dipinta con quel vecchio. Va bene, allora domenica ci vieni tu, ciao.
Gianna va al cinema e io qui al lavoro. E chissà che farà intanto il mio Paolo. Chissà se sarà andato veramente a giocare al biliardo. Boh, quello con la scusa della gelosia. Non ne potevo più. Grazie per il... Perdono. Vado a letto con l'avvocato, tutte le domeniche. Mi dispiace, amore mio, ma tutto quello che hai sentito fino a questo momento è falso. Ma cosa hai fatto? L'avevi fermato? Certo, ho capito subito quello che stavi per dire. Voi donne siete bravissime a mentire, ma quando dite la verità vi si legge negli occhi. Dico, stiamo o non stiamo cercando di convincere Paolo a non ammazzarti? Dai, avanti. Ah, brava. Ecco, signore, che ti è fedele. Guarda, per me bastano porsi la domanda, è molto semplice. I casi sono due. O Luisa ti mette le corna, o non te le mette, tu sei già in divisa da cornude, che cazzo? Trovi? Certo, e poi sei tu che la stai ingannando. Non vedo perché. Te lo dico io. L'hai fregata mettendolo il registratore al posto dei dischi. Sì, e non è un tradimento. Che belle parole. Ma allora secondo te è colpa mia se Luisa mi tradisce? Secondo te io non ho il diritto di sapere la verità? Ma vaffanculo, scusa. Lo stesso diritto che ha lei di metterti le corna, e se te le mette fa bene. Ciao, tesoro. Ciao, sei stanca? Beh. Attenta al piede. Ti ha visto l'avvocato? Sì, è venuto un momento. A proposito, i dischi. Oddio, me ne sono scordata. Beh, te li riporto domani, lo stesso, no? Senti, ti dispiace se torniamo indietro? Ci mettiamo 2 minuti. Sai com'è fatto Alessandro, è geloso delle sue cose. Poi se la prenderebbe con Margherita. Beh, va bene. Ok, ritorniamo se vuoi. Sei un genio. La tua idea di fingere di aver dimenticato la valigetta è stato proprio il tocco dell'artista. Vieni, questo è il bacio che non ti avevo dato prima. E le mutandine? Non ti ho ancora chiesto di vederle, le mutandine azzurre? Oh, non ti preoccupare, ho già trovato la soluzione. Ciao. Ah, guarda, può anche darsi che Gianna non possa domenica. E allora toccherà ancora a me. Ti dispiace? Le donne le schiavizzo. Dove andiamo? Hai qualche idea? Perché non andiamo al cinema? Perché no? Solo che ci vorrebbe un giornale, le edicole sono chiuse. Aspetta, mi pare che proprio vicino a casa mia diano quel film bello, come si chiama? Quale? Quello con quell'attore, coso. Di oggi non mi vengono i nomi. Ti ricordi che nell'altro film, quello che abbiamo visto 2 domeniche fa, faceva il padre? Il padre di chi? Ma di lei, di cosa? Di quella che ammazzava il marito, che fa sempre quelle parti. In quell'altro film ammazzava l'amante, ti ricordi? L'amante? L'amante di chi? L'amante suo, no? Chi? Adesso non ti ricordi proprio niente oggi. Chi No, c'hai? sai, io per i nomi sono... Ma che è? Niente, mi scappa la pipì. Puoi farla al cinema? Ma tu sei matto. Io faccio la pipì in un bagno pubblico, ma manco morto. Fa un po' come ti pare. Ma che cretina! Il cinema è un passo da casa. Salgo un attimo e la faccio a casa, no? Le grandi idee risolvono piccoli problemi. Chiamalo Andiamo. piccolo problema. Forza, forza, resisti ancora un po'. Salgo anch'io? No, per carità, se c'è mamma ci rovina la serata. Ho 4 dita, questo t'addormenta. È meglio della televisione. L'ho perduta. Chi? Lei, Luisa. Per me era tutto. Ma ti vuoi spiegare? Da. Le si era rotto l'elastico delle mutandine, capisci ora? Ma allora il registratore? Appunto. Quando mi sono accorto che era senza mutande io... Beh, è uscita dall'ufficio senza mutande. Che vorresti dire? No, niente, che una deve portare le mutande. Oggi non le porta più nessuno. L'ho perduta. E lei ha perduto le mutande. Ho perduto Luisa, era la mia donna. E l'ho perduta.
L'ho perduta perché sono un imbecille. Cominci a capire adesso, cretino! Sì, no, non capisco. Ha lavorato tutto il pomeriggio. Senza mutande. Senti anche tu. Ma così non senti niente. Oh, finalmente. Io qui sto sulle spine. Va su, sbrigati, altrimenti quello si ammazza. Come farà poi a piacerti? Beh, sai, com'è andata? Benissimo, cioè malissimo, insomma, benissimo per te. Gliel'hai detto del doppio registratore? No, non ce n'è stato bisogno, ha fatto tutto da solo. Vai, è tuo. Grazie. Ciao. E attenta che è geloso. Io te lo giuro, Luisa, quando Paolo mi ha chiesto questo favore, non glielo volevo fare. Perciò... Luisa, gli altri non sono stupidi come noi pensiamo, così se li vogliamo fregare dobbiamo essere più furbi, furbi 2 volte. Ciao, Luisa. Il bambolone si è portato il registratore, me l'immaginavo. Aia! Ma senti... No, sei tu che mi devi stare a sentire. Io vorrei che vi levaste dalle palle una volta per sempre, tu e quel cretino di Paolo. Io ti devo parlare. Non posso, c'è mia madre. Non è vero, l'ho vista uscire adesso, se saliamo su da te. Mi va bene. Su, vai avanti tu. Perché sei ancora senza? Aia, e mica te l'ho levate io. Andiamo in terrazza. Allora, sentiamo che cos'hai da dirmi. Guarda che se si tratta di Paolo, ho già detto tutto quanto a lui. Io non voglio vederlo mai più. Mi sono spiegata o no? Dai, andiamo. No, voglio scusarmi con te. Io non ci volevo entrare in questa faccenda. E allora potevi farne a meno. Comunque penso che adesso sarai soddisfatto anche tu. Tieni presente, Luisa, se vuoi fregare qualcuno, pensa che non è stupido. E se non è stupido, cerca di essere più furbo di lui. Le cose o si fanno bene o non si fanno per niente. Per esempio, io qui ci avevo messo un nastro vergine, invece adesso è pieno di falle. Secondo me, tu e l'avvocato l'avete un po' manipolato, vero? Come? Che vuoi dire? Avete cancellato e reinciso il nastro, ma siccome non credo mai che chi voglio fregare sia stupido, ho pensato che dovevo essere più furbo di lui e ho messo 2 registratori invece che uno. Furbo 2 volte. E qui dentro c'è la verità, quella vera. La vuoi sentire? Piantala. No, bella mia, adesso la devi sentire. Questo coso. Basta, non mi importa! Luisa, se tu volessi, per me tu puoi continuare a scopare con l'avvocato la domenica. Io mica sono geloso. Senta, barbiere, mi faccia un po' la barba. Padre. Padre. Ma cosa c'è? Sto leggendo. È ancora qui. No, eh? Che caspita. Adesso quello mi deve spiegare tutto, proprio tutto. Ecco, per cui, caro San Marziano,
Mannaggia. Stai fermo! Non ti distrarre con la campanella, scusa. Ecco, io dicevo che una mano devi darmela, in fondo fai il santo, no? È proprio il lavoro tuo, che cosa ti costa, scusa? Ma no, tu non ci rimetti mica niente. Anzi, ci guadagni, ma quando prometto una cosa, lo sai, io è quella la cosa, no? Allora San Marziano mio, come lo conosci, no? Date da fare, aiutami, dai, ti prego, ti scongiuro, fammi un segno, fammi un segno. San Marziano. Oh, Dio padre, mi ha fatto paura. Non devi aver paura, vedo che sei molto devoto. Sì, padre, devotissimo. In particolare a San Marziano, vedo. Sì, a San Marziano. Bellissimo, bello. Come ti chiami, figliuolo? Gesuino. Ah, un bel nome, un gran bel nome. Grazie, padre. Senti, Gesuino, facciamo 2 chiacchiere, vuoi? Parliamo del santo? Se ti va. Torno subito, eh? Non ti distrarre. Vedi, caro, tu vieni le domeniche a quest'ora, non è vero? E ti inginocchi davanti alla statua di San Marziano. E sai, è anche un santo così che non... Ma no, padre, io di San Marziano so tutto, cosa crede? Quella lì però è la più bella immagine del santo che abbiamo mai visto. Non discuto, ma ci sono altri santi molto più conosciuti, come Sant'Antonio. Ma tu perché proprio lui, San Marziano? Perché, padre, è un santo che fa molti miracoli. Miracoli. Fa presto la gente a parlare Oh di no, miracoli. padre, io quel santo lì lo conosco benissimo e anche lui mi conosce. Sì? Quando ero piccolo gli domandavo sempre, ti prego fammi diventare gelataio. E mia madre, no, fallo diventare ragioniere. E io, ti prego fammi diventare gelataio. E poi? Sono diventato ragioniere. Lo vedi? Ma poi non mi ha fatto trovare un posto. Fatti i conti con quello che costano oggi, E poi per un santo che tutto sommato, te l'ho detto, non lo conosce quasi nessuno. C'è perfino che dice che non è mai esistito. Sta qui per volontà di un benefattore, un miliardario che ha lasciato... Io padre di miliardari non me ne intendo, però io ho un carrettino con gelati, con una licenza. Se lui mi fa il miracolo, io mi vendo il carrettino e la licenza. E dai i soldi a noi. Sì, ci regalo Ma per i non seri. sprecare i soldi. Se li regalo perché se li merita lui. Ma è un santo per modo di dire. Sta qui perché l'ha raccomandato questo miliardario. Piuttosto, mi devi togliere una curiosità. Mi devi proprio dire qual è questo miracolo che è talmente importante per te da farti regalare 1000 ceri a un santo declassato come San Marziano. Ah, fosse Sant'Antonio. Eccola, padre. Lui mi aiuterà. La voglio. Ci piace. Vai via. Una volta. Ma Una vai volta sola, via, padre. sporcazzone! Una volta, Sono cose da chiedere nella mia chiesa! Una Vai via, volta. sai! È un No. sacrilegio, un'offesa alla religione! Un'offesa a me che sono il parroco di questa chiesa! Mio Dio! Oh, sono cose da pazzi, signore. Fortuna che non l'ha chiesto a Sant'Antonio, quello si incazza subito. Abbiate pietà di lui, sono i peccati della carne. La carne è debole e poi costa. Poveretto, non sa quello che si fa. Figuratevi, crede a San Marziano. Che c'è? Mi sono pentito, padre. Mi sono pentito veramente. Sì, ma vai via. Mi sono pentito, mi No, creda. mi dispiace. Vai via, ti ho detto. Mi sono pentito, Non mi basta creda, padre. pentirsi così a chiacchiere. Veramente. Sei veramente pentito? Molto. Ne sei certo? Moltissimo. Posso contarci? Ma sì. Va bene. Vuol dire che quello che hai fatto lo considero un peccato veniale. È vero? Sì. Padre. Visto che sei proprio pentito. Lei crede che lui ci riuscirà? Via! Fuori di qui! Fuori! Oddio buono! È il mio carrettino! La mia vita! Il mio carrettino! Il mio carrettino! Era bello! È stato il matto? Col suo furgone? E mi ha dato 1000 lire per sta zitto. Chi è stato? Il matto. Chi è? Come chi? Dimmi Il chi è. matto. Lo sanno tutti Dove chi è sta? il matto. In fondo laggiù, in fondo alla strada, lo conoscono tutti. Io la distruggo! Dammi la 1000! Assassino! Non mi devo innamorare. Assassino! Assassino, non assassino! È un assassino quello lì! Scusi, dov'è l'assassino? Senta, l'assassino non lo so, ma lì c'è un matto, lo chieda a lui, lì a sinistra. Dov'è la sinistra? Lì, dall'altra parte della destra. Assassino! Un matto assassino! L'assassino di un matto! A sinistra, Apri, vigliacco! Apri, ti faccio vedere io, ti faccio! Apri! Aperto. Senta, giovanotto, se lei è quello del triciclo dei gelati, la informo che io non ho un soldo, non sono neanche assicurato e non me ne frega niente del suo carrettino. Buongiorno. Buongiorno. Stia attento alla porta. Oh! E me lo dice dopo?
Beh, venga dentro. Cercherò di stare Chi? calmo. Lei cercherà di stare calmo? Lei mi ha rovinato, capito? E poi è Non scappato potevo via. perdere tempo, sono un grande inventore. Sì. Anzi, guardi, voglio essere modesto con lei. Io sono un genio. Lei è un pazzo! Un genio che lavora anche per lei. Cos'è quello che non so che cos'è quella roba lì? È il telegelato! Il gelato teletrasmesso in tutto il mondo. Fino adesso lei come lo trasportava il gelato? Col mio triciclo! Oh, il triciclo da bambini. Deve attrezzarsi, rinnovare gli impianti, deve portare i suoi gelati teletrasmettendoli via cavo. Se preferisce via satellite, a New York, a Londra, Parigi, Berlino, Mosca contemporaneamente, capito? E se non le porto nel carrettino i gelati si squagliano! Ma perché penso ancora al carrettino quando io le sto proponendo il telecono gelato di crema, panna e cioccolato, trasmesso dovunque, che lei si ricopra il carrettino, si ricopra un furgone, si compra una catena di gelateria, Sì, capito? il carrettino me lo compra lei! Ma lei non ha capito niente, guarda. Vede? Fermo, non spari! No, non è una rivoltella, è un laser. Guardi là, quell'arancia. La mia invenzione non è ancora perfetta. Vede? Ma certo che la vedo, sono scemo che non vedo un'arancia. Ah, guardi. Ma la vedo! Cago, la Voltaire, Ippocrate, Einstein, maestri miei. Aiutatemi. L'arancia non c'è più! L'arancia non c'è più! L'arancia! Ma questo è un gioco da bambini! Far sparire gli oggetti. È difficile, caro mio, e farli ricomparire. L'arancia! Magari, ci sto provando da anni e anni. Se i grandi maestri mi aiutassero. E dai, via! Niente. Allora, Ippocrate, Voltaire, via! L'arancia! L'arancia! Da là. A qua. Questo è Pitagora. Mi è apparsa l'arancia. Ho vinto. Ho vinto la materia. Io vinto la materia. Che cosa possibile? Che testa, professore. Dunque, si è convinto? E così lei... Un arancio da là, un arancio da qua, senza carrettino. Tutto, non un'arancia. Oggetto, pianta, animale, anche un essere vivente, da un capo all'altro dell'universo, capisce? In una frazione di secondo. Maestro, per quella faccenda del mio carrettino, quello gelato, lasciamo perdere, Ah, no, giovanotto. No, io sono in obbligo con lei e intendo disobbligarmi. Può chiedermi qualunque soldo. No, non potrei mai accettare dei soldi da Don Gino come lei. Ma non c'è più un problema, io sono miliardario ormai, mi chieda quello che vuole, No. qualsiasi cosa. Qualsiasi? Ma qualsiasi, oggetto, pianta, animale. Maestro, io ce l'avrei un problema. Lavora in una TV privata, alla domenica sera, alle 10 in punto. Bel pezzo di fica. Maestro. Venga, giovanotto. Sì. Ecco, aspetta la porta. Eccoci, signoregno. Me lo dica prima. Cadevo più basso però. Dunque, ecco, qui c'è il mio selettore di voci antiche. Tutte le voci del passato, le pur si muove di... L'obbedisco di Garibaldi e perfino l'urca come scotta di Giovanna d'Arco al rogo. Giovanna d'Arco? Lei, giovanotto, cosa desidera? Ma maestro, io sono venuto per quella cosa. Sì, sì, è vero. Ecco qua, guardi. Quella è la console, è una centralina televisiva, capito? Sì. Riceve le immagini TV ed esse convertite in cosce tettechiappe saranno a sua disposizione. Noi estrarremo, per così dire, dal video la sua più bella ragazzola, va bene? Dall'acqua? Da qui attraverso la telecamera. Da lì? Sì, Da qua? l'ho detto. Attraverso la telecamera? La telecamera. Maestro, io mi segno. Però, momento, attenzione, Lei si sottopone a uno sforzo non indifferente, a uno stress psicofisico. Maestro, ma una volta sola. Ma si muore anche una volta sola, lo sa? Quindi dobbiamo verificare la sua capacità cardiaca mediante la ionosicletta. La ionosicletta? La ionosicletta. Che cos'è? Capisce, dal nome serve sapere quanti Quanti ne ioni devo ha. avere? Due, con ioni 2 funziona, è il minimo sindacale, sì. In questo modo si evitano E che tante succede brutte figure. adesso? Pedali. Niente, pedali. Ecco, vede che accende. Benissimo. Lei ha ioni a sufficienza. E le pulsazioni? Lei lo sa che Bartali aveva 42 pulsazioni al minuto? Lei quante, Fa giovanotto? ridere, io maestro ne ho 3 al giorno, una alle 6, una a mezzogiorno, una alle 8 di sera. Ma perfetto, ma siamo a cavallo. Guardi che 3 al giorno è un'ottima media. Venga di là. Andiamo? Procediamo, giovanotto. Senza la porta. Ma perché me lo dice sempre dopo? È ancora cresciuto, eh?
Bene, giovanotto. Stasera alle 10? Stasera alle 10? O l'apparizione Sì. o il suicidio. Il suo, maestro? Anche il suo. No. Ormai siamo legati, siamo complici. In gamba, giovanotto! Oh, giovanotto, è il maestro che parla, mi senti? Sì. Mancano pochi secondi alle 10. Manopola numero 4. 4? 4. Ha detto 4? Sì. Ma non c'è la 4. E allora la 5. C'è la 5? Qui c'è scritto 3. Allora la Questa? 3. Non lo so, la 3, se no la 6. Mi pare chiaro, no, giovanotto? Sì, mica tanto. Hai girato la manopola 7? No, la 3. Benissimo, pronti? Pronti. Ora, la trasmissione dovrebbe cominciare adesso, dovresti già vedere i titoli. Sì, li vedo. Sono spariti, Un maestro. momento di pazienza. Adesso dovrebbe apparire la nostra ragazzola. La vedi? Eccola. È lei, è bestiale. A tutti i cicciolini bacini da Ilona Staller. Tu non ti arrabbi, vero, orsacchiotto di peluche? Che donna. Come sei dolce, cicciolino mio. Come sei maschiettino. Vedrai che stasera facciamo ingelosire tutti i telespettatori di Telegioia. Anzi, no, anche loro potranno fare la loro godutina insieme a noi. Sì. Sì, anche loro sono i miei cicciolini. No, io no. Che sono tutti porcellini. No, io no. Fanno tante strane cosine con le manine. Maestro, se n'è andata. Come hai detto? Non c'è più. Maestro, non c'è più. Ma porca boia, maestro, faccia qualcosa. Perché non siete qui con me tutti i cicciolini miei? A toccarmi, a carezzarmi. Io vorrei stringervi così. Era lì. Poi, che cos'è successo? Dove sono? C'è stato un guasto all'emittente. E lei chi è? Io sono in camera dello studio 2. Sì. Come sta? Mi scusi. Qui cabina regia, studio 2. Cambio scena, avete un minuto di riposo. Grazie, signori. Fuma? Posso raccoglierle? Sì, certo. Io non sono mica nervoso, sa, no, io sono calmissimo. Sentito? È un'alcova? Lo vedo. Buonasera. Prima di restituirvi l'immagine della nostra bella cicciolina Ilona Staller, buonasera. Eccovi il telegiornale. Non ci sono... Guarda che scherza. Cioè, scusate, mi fanno cenno dalla regia. Scusate un momento. Dunque, vi leggo questa notizia, è arrivata ora. Vi stupirete per questa procedura così straordinaria, ma le notizie che stiamo per comunicarvi sono, come sentirete, veramente straordinarie. Apprendiamo che la Camera e il Senato, riuniti in seduta plenaria, hanno votato 2 leggi importantissime. Viene ripristinata la campagna demografica allo scopo di incrementare le nascite e si abolisce di conseguenza ogni tipo di censura su tutti gli spettacoli, soprattutto quelli televisivi, purché rappresentino l'atto sessuale. Ciò significa che anche per noi da questo momento tutto sarà lecito. Anzi, su questa nuova strada noi non saremo secondi a nessuno. I nostri spettacoli saranno adesso molto, molto più vivaci. Buonasera. Qui cabina regia, studio 2. Niente più censura. Bisogna subito modificare i programmi. Cameraman, vada alla telecamera. Io ho capito. Signorina Staller, si Lei? spogli. Ma io non vorrei spogliarmi. Signorina Staller, vuoi disobbedire alla Camera e al Senato? E nelle altre televisioni si stanno spogliando tutti. Alla RAI si sta spogliando anche Maurizio Costanzo. E vogliamo farci fregare dalla RAI? Io mi spoglierei, ma sotto sono tutta nuda. E nuda deve essere, la legge parla chiaro. E lei che fa, cameraman? L'aiuti? Chi io? Mi vergogno. Devi aiutarla, cretino.
uomo di poca fede. Muoia d'un mondo po'. Ma so, è un miracolo. Oddio. San Marziano mio, maestro mio, fammi la grazia, queste belle gnocche le voglio tutte! Tutte! Tutte quante? Non ti devi preoccupare, ce la faccio, sai. Mettimi alla prova, va! Tutte! Quando lui ti spoglia pensa a me, se non sa darti voglia pensa a me, e nel momento in cui impassirai tu pensa a me. Penso a te, io penso a te. Come me che quando abbraccio lei